È stato inaugurato alla presenza delle associazioni dei cittadini e delle autorità civili, religiose e militari, oltre che dal dirigente scolastico Vincenzo Fontana, il grande murale realizzato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, guidati dal professor Calogero Saverio Vinciguerra e posizionato su una delle pareti della scuola di Sant'Agostino. Una scelta questa non casuale, ma esplicitamente voluta dal sindaco Maria Grazia Brandara per il valore simbolico e didattico dell'opera che è stata realizzata nel contesto del progetto Giovani Artisti e Committenza Pubblica, che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana. Comunque io sono una cattolica, praticante, quindi questo fatto che un beato si interfacci con il santo patrono della mia città mi emoziona non poco. Non dimentichiamo che questa è la parete di una scuola e quindi questa simbologia di aver voluto creare, non finirò mai di ringraziare il professore Vinciguerra e i suoi ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per aver voluto, per lasciare questi momenti, non questi momenti, queste opere nella nostra Naro. Questo è un momento molto significativo, dicevo, per la simbologia che ha questo dipinto, che è beato e quindi che ha fede gli si rivolge, ma che ha fede nella giustizia gli si rivolge ugualmente. E quindi sappiamo che il beato giudice Livatino, ucciso per mano mafiosa, da lassù ci guarda, ci protegge, ma ci indica una strada. Perché è stato, come si diceva prima, credibile, perché i suoi comportamenti erano quelli di una persona corretta e che era impastato di giustizia. Io ho avuto anche la fortuna, per la verità, tutti dicono, io forse all'inizio del liceo, lui quasi alla fine, ci incrociavamo, però si vedeva già che era una persona seria e la sua serietà poi insomma l'ha potuta manifestare in questa sua voglia di battersi per la giustizia. Tutto quello che oggi vediamo nel campo dell'arte pubblica di solito è realizzato nelle periferie, quindi lo slancio dell'artista è abbastanza libero nella rappresentazione, è variegata, l'abbiamo visto, no? Lavorare in un luogo ricco di storia è più complicato perché andiamo sempre poi a misurarci con i livelli nostri e con quelli che già sono presenti.